In concomitanza con l'anniversario della strage di Nassiriya, il ricordo delle vittime a Palazzo Orléans. Il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha ricordato ieri, nel giorno del 18° anniversario, le vittime siciliane delle stragi di Nassiriya. Lo ha fatto deponendo una corona di alloro sotto la lapide che a Palazzo Orléans ricorda l'attentato del 12 novembre del 2003, nel quale furono uccisi Giovanni Cavallaro, Giuseppe Coletta, Emanuele Ferraro, Ivan Ghitti, Domenico Intravaia, Orazio Majorana e Alfio Ragazzi. Ricordiamo con sentimento di gratitudine, ha detto Musumeci, i nostri caduti impegnati lontano dal paese in una missione di pace. Presenti alla cerimonia anche il generale Rosario Castello, comandante della Legione Carabinieri Sicilia, il generale Angelo Scardino, comandante dell'esercito in Sicilia, il viceprefetto di Palermo Anna Aurora Colosimo, il segretario generale della regione Maria Mattarella, l'assessore regionale al territorio e ambiente Totò Cordaro, il colonnello onorario dell'esercito canadese Steve Gregory, oltre ai parenti e ai familiari di alcune delle vittime.